Se volete tornare a casa, dovete tornare a casa in modo civile, educato, ma non certo come avete fatto il viaggio finora. Quindi potrebbe anche essere che se non troviamo una soluzione, io chiamerò l'autista non appena sarà riposato, metterà in moto il pullman e verrà a casa da solo, perché in queste condizioni la nostra azienda non viaggia. È un vero e proprio ultimatum quello che Vito Battistuzzi, titolare dell'omonima ditta di trasporti di Conegliano, ha rivolto a una scolaresca padovana in gita in questi giorni a Praga, circa 70 studenti di quinta superiore. La situazione dentro e all'esterno del pullman è diventata infatti incandescente, con ragazzi che sembrano totalmente fuori controllo. A riferirlo allo stesso Battistuzzi è stato un prof accompagnatore anche lui nella capitale della Repubblica Ceca. Alle 8:30 mi telefona un insegnante e mi dice: io sono un insegnante che è a bordo di un suo autobus in gita a Praga con il suo autista e sa, questa notte i ragazzi hanno sfasciato un po' l'albergo, poi hanno fatto un casino tutta la notte, non ha dormito nessuno, tutta la notte in piedi, notte svegli, l'autista è stanco morto perché non ha mai dormito, aveva gli occhi fuori di testa, però sa, noi adesso dobbiamo andare in giro per Praga perché abbiamo le visite prenotate e l'autista si rifiuta di portarci in giro perché lui è stanco e deve riposare. La situazione è quindi seria, ma è soprattutto il tenore della telefonata a sconcertare Battistuzzi. Sono rimasto senza parole perché questa sì, è la prima volta che mi succede, ma poi gli ho chiesto anche: "Ma mi scusi, ma lei con l'autista che lo vede in queste condizioni, sale tranquillo in autobus con altri 70 ragazzi e va in giro così? Cioè, dovrebbe essere lei, mi sembra che insomma massima responsabilità e serietà da parte dell'autista che si rifiuta di portare in giro, cioè prima cosa penso sia la sicurezza". Il titolare dell'azienda non ci sta. I video dell'arresto che arrivano dal pullman documentano una situazione di caos tra spazzature e sigarette elettroniche. Il mezzo è quindi fermo da oltre 24 ore con tutte le conseguenze del caso. Loro si stanno muovendo a Praga a piedi, autonomamente, perché l'autista è fermo, anche perché io sto appunto aspettando da parte della scuola, dall'istituto della scuola non mi ha chiamato nessuno. Dell'agenzia mi hanno mandato una mail questa mattina dicendomi che si stanno mettendo d'accordo e che mi garantiscono che il viaggio di rientro sarà rispettando le norme di sicurezza. Tutto nero su bianco, con Battistuzzi che si sta interfacciando con la ditta tramite del viaggio. In corso, di fatto, c'è un braccio di ferro. Informate anche le forze dell'ordine. Che arrivi una forza di polizia, ce lo hanno già garantito, nella tratta Tarvisio-Pordenone, perché noi appunto abbiamo fatto questa denuncia, quindi già la Polizia di Stato ci ha già chiesto, che faranno questo intervento, quindi ci chiederanno domani l'orario, il passaggio che per intervenire, perché noi comunque abbiamo quella lettera l'abbiamo girata anche alla Polizia di Stato, quindi loro faranno un intervento, questo sicuramente. Però prima di arrivare in Italia ne abbiamo 8 ore, sì.